Buonasera a tutti, chissà se mi vedete, se c'è qualcuno che mi può commentare o dare conferma che siamo online. Ho purtroppo problemi di rete da questa mattina, in questa zona Fastweb ultimamente, non funziona come vorrei, ma alla fine tramite le connessioni cellulare, quindi mi sono attaccata alla connessione del mio insomma, del mio gestore telefonico, sono riuscita. Quindi sono nettamente in ritardo, 10 minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Sono ovviamente spiacente, ma è il meglio che sono riuscita a fare per gestire, l'emergenza, ma sono qua. Sono qua, quindi per tutte le persone insomma che si collegheranno anche, man mano, sono presente. Ben ritrovati e spero che stiate bene, spero che la vostra settimana sia cominciata in modo positivo. Prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, vi ricordo alcune cose. Per cominciare, che nella domanda dovrete inserire, indicare il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro. Cosa significa per formulata in modo chiaro? Niente domande generiche, quindi come va la mia vita sentimentale nel prossimo periodo. È troppo generica e quindi, diventa difficile e macchinoso darvi una risposta, quindi è necessario quantomeno nella diretta agevolare un po' anche per permettermi così di rispondere a più persone possibili. Vi ricordo che la diretta dura circa mezz'ora e che, quindi, ovviamente più è snella la situazione e più ne beneficiano il maggior numero di persone. Quindi nome, data di nascita, la domanda circostanziata, quindi se, volete sapere come va la vostra vita sentimentale, indicate se siete singolo, se siete in coppia, se volete verificare il rapporto col vostro partner dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di lui. Se col vostro partner state vivendo una situazione particolare, quindi magari siete entrambi già impegnati in altre relazioni, dovrete comunque indicarlo se è una situazione extra, per il semplice fatto che poi si vedono delle figure e diventa anche qui difficile capire se il riferimento, se non lo dite, se sta parlando di qualcuno, magari vi do qualche notizia un po' strana, tipo: "Ma io qua vedo un'altra donna". Quindi mi raccomando, indicate quante più cose possibili. Se invece volete guardare, che ne so, una situazione lavorativa e state cercando lavoro, ma siete già impiegati, scrivete che siete già state già lavorando, ma vi interessa una risposta che state aspettando. Volete sapere se arriva il famoso trasferimento o quello che è. L'importante è che indichiate dei dettagli che sono necessari proprio per darvi una risposta quanto più precisa possibile. E ovviamente, come vi ho già detto, se la domanda riguarda anche un'altra persona, quindi magari il vostro rapporto, con una cara amica, con il marito, eccetera, mettete il nome e la data di nascita anche della persona per cui mi state chiedendo. Mi raccomando, è importante, la scena energetica è l'unica cosa che ho in questa sede per rispondervi così online durante la diretta, mentre chiaramente durante il consulto privato le informazioni e il contatto che, costruiamo è nettamente diverso, è più personale ed è ovviamente, un canale aperto in modo maggiore e più, come dire, più funzionale. A proposito di questo, vi ricordo che ricevo per consulti professionali 20 € 40 minuti, contattatemi in privato se siete interessati a prenotare il vostro appuntamento. Vi ricordo che è rarissimo, non è che non sia mai successo, ma è molto raro che io abbia il giorno stesso in cui mi contattate disponibilità. Quindi quando mi chiedete: "Oggi hai un posticino per me?" Mi mettete in difficoltà, perché io non vorrei dire di no a nessuno. Primo perché è il mio lavoro, secondo perché se mi contattate avete bisogno e quindi chiaramente il no mi dispiace dirvelo. Però quando mi contattate cercate di avere già una proiezione dei prossimi giorni rispetto alle vostre disponibilità, perché c'è sempre un pochettino di attesa. Se poi siete fortunati magari riesco a inserirvi nella giornata, ma non è sempre così e non è sempre così facile perché comunque mi, organizzo,
con un tot di appuntamenti al giorno per lasciare spazio anche a studi, approfondimenti e cose scritte che devo poi consegnare. A proposito di cose scritte, non so se lo sapevate, noi lo diciamo spesso, ma questi sono i 2 libri che abbiamo pubblicato. Quando dico abbiamo, gli amici del canale sanno che parlo e mi riferisco sempre al Marietto Veneziano, oltre che alla sottoscritta, e quindi siamo alla seconda pubblicazione grazie come dire, il credito, la disponibilità e l'apprezzamento del nostro editore. Si tratta della Home Edizioni. Questo è il primo volume, Introduzione alla magia radionica, che è uscito circa 2 anni fa e è seguito nell'anno scorso Magia radionica della Madonna dei Ghirli. Per tutti gli appassionati della materia, ovviamente abbiamo approfondito e coniugato temi di radionica e temi di esoterismo della tradizione ermetico-cabalistica per creare un percorso sicuro di sviluppo personale, di correzione, di difesa. Infatti il secondo volume è completamente dedicato alla difesa occulta, sia quindi nella sua modalità radionica, sia nella modalità come dire, esoterica, e in un paio di indicazioni sono coniugate con ritualistica. Quindi introduzione alla magia radionica della Madonna dei Ghirli. Tra l'altro hanno acquistato questi volumi anche all'estero, ho ricevuto un commento sul canale YouTube, è sempre un piacere vedere che si estende il cerchio delle amicizie e delle persone che ci seguono. Vi ringrazio ovviamente tantissimo per la fiducia e per come dire, la vostra fedele compartecipazione, e mi piace anche l'idea, insomma, che si costruisca un percorso nel tempo fra noi, quindi grazie, vi ringrazio tantissimo. Bene, ovviamente vi ricordo che su di noi, e su di noi intendo sempre il Marietto e la sottoscritta, trovate molto materiale a partire dal nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, con il quale abbiamo esordito pubblicamente nel 2015, cominciando con la divulgazione proprio della radionica. Il Marietto in questa direzione ha fatto un immenso, imponente lavoro, dedicandosi completamente a riportare in grafica e quindi rendere disponibili in PDF un numero elevatissimo di circuiti al quale ha apportato determinate migliorie per renderli applicabili non solo oltre i famosi 6 mesi indicati come scadenza, ma anche per renderli scevri da orientamento, cosa che chi conosce un po' la radionica sa che inizialmente tutti i circuiti andavano orientati a nord, quindi ha rimosso, ha raggirato, diciamo così, questo ostacolo. E soprattutto un'altra caratteristica dei circuiti è che mentre informatizzavano il testimone, si impregnavano essi stessi delle informazioni del testimone. Quindi in teoria era meglio, una volta finito il suo lavoro, procurarsene un'altra copia o comunque stamparlo di nuovo o sostituirlo, proprio perché si impregnavano delle informazioni del testimone. Mentre grazie all'intervento del Marietto questa problematica è stata ovviata. Quindi abbiamo veramente un grande debito di riconoscenza nei confronti del Marietto per queste migliorie che ha fatto alla radionica. Ma nel sito trovate moltissimo altro materiale, non solo dispense da scaricare gratuitamente proprio di circuiti radionici, corredati di brevi informazioni a cui abbiamo affiancato nel corso del tempo video sui nostri canali YouTube. Tra parentesi, cercate nelle varie playlist, sono tutti organizzati per argomento, quindi andate nei nostri canali, il canale YouTube del Marietto Veneziano, il mio canale YouTube, alla ricerca di questi video in cui abbiamo spiegato non solo i concetti base della radionica, i concetti base della radiestesia, ma anche i circuiti che abbiamo raccolto nell'arco del tempo all'interno delle dispense sul sito. Quindi se avete buona volontà, avete tantissimo materiale da cui cominciare. Vi ricordo che
di pari passo abbiamo aperto nel tempo 2 gruppi su Facebook, i casti sacerdotali e radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, da cui sto trasmettendo, oltre che dai canali YouTube. Quindi nel tempo abbiamo messo a disposizione altri metodi per restare in contatto. Se avete delle domande legate ad alcuni circuiti, ad alcune cose, scrivete nel gruppo. Quando speriamo di avere tempo riusciamo a darvi una risposta. Se ci contattate in privato, vi ricordo che in privato rispondiamo solo per consulti professionali. Per consulti non significa che in privato e quindi durante l'appuntamento non possiate fare delle domande di chiarimento rispetto ai percorsi di studio spirituale che seguiamo e che teniamo. Quindi se vi resta il dubbio su un circuito o quali sono i circuiti magari più specifici per affrontare una determinata situazione, certamente nel consulto privato sfrutteremo il tempo a nostra disposizione anche per dare questo tipo di risposte, così come il consulto privato può essere usato per fare una valutazione astrologica o per un'indagine radiestesica. E infine, non meno importanti, le amate sibille. Quindi se avete dei dubbi, delle perplessità, se volete vederci più chiaro, se volete capire come stanno determinate cose, cosa pensa una persona, che cosa farà, eccetera, prenotate il vostro consulto. 342 72, no, scusatemi, 347 8702 622. Questo è il mio numero, potete scrivere sia tramite Telegram che tramite WhatsApp. Benissimo, allora direi di cominciare a rispondere. Ovviamente sarebbero tantissime le cose da dire, ma vi invito ad andare a sfrucugliare, a cercare all'interno del sito, nelle varie sezioni, anche i tantissimi altri servizi professionali di cui insomma potrete usufruire nel tempo in caso di bisogno, ovviamente. Ma fermo restando che al primo approccio conviene sempre fare una valutazione tramite un consulto professionale, così da insieme verificare quali sono le situazioni, le circostanze, qual è la strategia più adatta per affrontare la problematica che magari vorreste risolvere, e insieme appunto valutare un piano di azione. Bene, detto questo, regia. Sei alla regia? No. No, non sono Allora lì. stasera non è la regia, allora vado io, scelgo io. Allora, vi ricordo sempre che durante le dirette metto a disposizione questo tempo per tutte le persone che ovviamente scrivono una domanda, dando comunque una prelazione alle persone nuove, quelle che non hanno mai avuto una risposta prima di adesso. Non seguo un ordine di domande, quindi non è che se avete scritto per primi avrete la risposta per primi, vado così, random, e soprattutto facendo attenzione che abbiate scritto tutte le cose che ho chiesto, quindi le informazioni, le indicazioni di cui vi ho resi partecipi, quindi il nome, la data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro, eccetera. Allora, quindi direi di scegliere intanto Alessandra, 30 giugno 82, vorrei sapere se Daniele, 23 dicembre 77, prova dei sentimenti per me, se tornerà, se possibile, grazie mille. Allora, benissimo Alessandra, intanto dimmi se ci sei, perché ovviamente, ovviamente non voglio che sia un monologo, è vero che non è un consulto privato, non c'è l'immediatezza della telefonata, ma quantomeno vi chiedo di esserci, perché se volete scrivere, dare delle conferme, dare delle aggiunte, rispondere alle domande che vi pongo durante la diretta, ovviamente potete cogliere questa occasione e ovviamente vi rispondo. Bene, Alessandra ha scritto che c'è, quindi vediamo un po'. Allora Alessandra, quindi stai chiedendo cosa prova per te e se tornerà. Vuol dire che siete stati assieme, vi siete lasciati? Mi puoi chiarire questo aspetto, per favore? Allora, vediamo intanto Daniele, 23 dicembre 77, cosa prova e che intenzioni ha nei confronti di Alessandra. Intanto aspetto, come ti ho chiesto, che mi aggiungi qualche cosina. Scusate, la gatta proprio non mi molla.
Allora, beh, il taglio ricordiamoci, la domanda, quindi, il taglio sta dicendo, insomma, c'è un po' di diffidenza, è come se cercasse di sfuggire a qualcosa o che a sua volta stia invece cercando di controllare un po' la situazione. La carta del nemico inquadra qualche diffidenza, qualche persona che riporta delle notizie, oppure proprio una tendenza a controllare, a spiare. Quindi diciamo che magari, vediamo un po', ti controlla dalla distanza, mettiamola così. Mh. Allora, terrorizzato dall'amore. Okay, ehm, quindi cominciamo dalla prima linea, in genere inquadrano fatti, eventi già accaduti che in qualche modo condizionano, ancora il momento attuale? Okay, ho visto tutta una serie di faccine. Allora, cosa succede? Cosa ci stanno raccontando le sibille? Quindi Ti ancora, scusate. non so cosa sia successo. No, no, ma loro te li vedono, non è che persone. Okay, quindi diciamo Io che non sono stato, nel senso che... no, 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 deve essere purtroppo vi ho spiegato all'inizio che ho problemi di rete, probabilmente ho perso un attimo la connessione, ma sono qua. Allora, c'è stata qualche situazione, effettivamente, nel passato l'occasione di un sentimento o che potesse sbocciare questo sentimento c'è stato, le sibille dicono che può essere nato un coinvolgimento, ma guarda che già ci annunciano che si è introdotto qualcuno nel rapporto. Quindi probabilmente lui, anche perché stiamo valutando, stiamo valutando, lui nei tuoi confronti che intenzioni ha, qual è il sentimento. Ti devo dire che probabilmente, nel passato qualcosa ha cambiato la sua percezione. È possibile che abbia sentito magari non tanto il rischio dell'amore, ma di un impegno, perché la carta del sacerdote parla di impegni, di situazioni dove ovviamente si legalizzano certe storie o certe relazioni. Quindi non lo so quanto fosse disposto o pronto in quella direzione. C'è, anche la possibilità che qualcuno esterno, quindi non soltanto lui, ma qualcuno esterno lo abbia in qualche modo condizionato, con i suoi giudizi. Adesso passiamo nella linea del presente, si vede ancora un turbamento, quindi in questo momento la persona, in questo caso Daniele, non sta bene, quindi nei tuoi confronti ha il dubbio di aver fatto la scelta giusta. Ehm, però c'è anche altro, è come se lui stesso, nonostante avesse questo dubbio, ancora se la fa alla larga, quindi non lo vedo tornare nell'immediato. Quello che si vede è piuttosto, ehm, un valutare delle cose, come se ci fosse di fatto delle cose, sai, la carta del denaro parla sia di situazioni di natura economica, ma anche cose vecchie che si accumulano, che si trascinano e quindi probabilmente, il suo problema potrebbe essere legato a una relazione precedente, quindi una sua ex o qualche cosa vecchia che in qualche modo gli ha fatto vivere una forma di déjà vu. Quindi diciamo che potrebbe magari barcamenarsi
con situazioni anche di natura economica, come magari una ex moglie, una ex convivente, qualcuno per cui lui oggi ha ancora delle resistenze. Quindi, resistenze che ovviamente riversa poi nel rapporto con te. Allora, non lo vedo tornare, non lo vedo tornare neanche in futuro, sebbene c'è la carta del ritorno, è però accompagnata da carte troppo negative per dirti tornerà. Secondo me lui alla lunga, ehm, e anche per fatti che potrebbero non essere collegati direttamente a te, penso che si impedisca di riavvicinarsi e di tornare. C'è poi più avanti un pentimento, quindi non lo vedo nell'immediato, non c'è questo ritorno subito, ci sono situazioni, quindi è anche possibile che questo ladro sacerdote inquadri un qualcosa che lo ha colto alla sprovvista di natura legale, quindi magari riguarda veramente una ex moglie o se ha figli, quindi qua bisognerebbe valutare un pochettino il complesso della situazione da cui già proveniva prima di incontrare te e di stare con te, quindi la vedo dura, ok? Almeno nell'immediato. Probabilmente fra qualche mese, colto da un rimpianto, colto da solitudine, eccetera, ti scriverà e ti inviterà di nuovo a incontrarvi. È lì che è probabile che ci sia un nuovo inizio. Però è talmente staccato da quello che state e avete vissuto a quello che sarà, che non lo le sibille non me ne parlano come un ritorno, anche perché la carta del ritorno è già uscita, quindi non può uscire 2 volte, però come un nuovo inizio, ma dovrà aver superato delle cose, essersi lasciato alle spalle delle situazioni, quindi essere più predisposto in quella direzione, cosa che adesso non sembra essere. Allora, vediamo un po' a questo punto di rispondere ad un'altra, quindi probabilmente ha dei pensieri anche di natura economica che di sicuro non lo aiutano, ecco, ad affrontare con serenità. Allora, premierei anche una persona di Facebook, vediamo un pochettino, Massimo. Ovviamente vi chiedo se siete presenti e venite selezionati di scrivere ci sono. Massimo, ci sei? Se ci sei, rispondimi, dimmi che ci sei e cortesemente, visto che chiedi di Vicky, ho bisogno della sua data di nascita. Una bella tisana che non guasta mai. Vediamo mentre aspetto che Massimo risponda. Se non risponde, passo a un'altra domanda. Quindi vi ricordo che se scrivete la domanda e poi non mi date conferma al momento in cui venite selezionati, chiaramente perdete l'occasione. Ancora un momento. Niente, diciamo che Massimo non sta seguendo più, va bene, quindi selezioniamo un'altra persona. Viola, Viola ci sei? Ah, ecco. Ah, no, no. Quindi Massimo aveva risposto, ma probabilmente ho proprio problemi di connessione, quindi va bene, recupero la domanda di Massimo, non ha la data di Vicky. Ok, quindi rispondiamo a Massimo, Massimiliano, 20 luglio del 74, vediamo cosa vuole la sua collega Vicky da lui. Quindi il tipo di interesse che Vicky ha nei confronti di Massimo. Vediamo un po'. Ma sicuramente di condividere qualcosa, degli interessi, delle passioni, è comunque orientata bene a dirsi dal taglio. Vediamo un po'. Esatto, ho problemi di connessione, Viola, non arrivano i messaggi, però dal momento che ti ho già chiamato in causa e sei lì,
ti premio, quindi dopo ti rispondo. Resta collegata. Ah, insomma, devo dire che non è che Vicky, ma allora Massimo, a dirla tutta proprio ora al presente è estremamente confusa, quindi però partiamo con ordine. Quello che si vede nella prima linea è sicuramente un avvicinarsi amichevole. È la primissima carta con cui apre la stesa, amica, il che chiaramente dice, ha la disponibilità di questa persona a chiacchierare, magari a fare la pausa insieme, a conoscerti. Quindi diciamo che ci sono, già delle aperture in un momento di difficoltà, quindi potrebbe essere, sia riguardante lei sia te, quindi un momento del passato dove per qualche ragione vi siete sentiti più vicini, quindi sicuramente uno dei 2 non è stato bene per qualche ragione, può essere fisica, morale, insomma, però c'è questo e da qui è nato sicuramente un interesse nei tuoi confronti, in passato. Vedi, amore, artista, stanza, è un desiderio, anche un po' di ammirazione verso di te. Ma oggi, non lo so, forse teme pettegolezzi sul posto di lavoro o c'è l'intromissione di altre persone che magari parlano, non necessariamente di voi 2, ma magari di uno di voi 2 e che questo mette in difficoltà. Ed è anche possibile che oggi, quindi nel momento presente, non dico proprio a quest'ora, adesso, 14 febbraio, buon San Valentino, non dico però nel momento presente possa essersi fatto magari anche avanti qualcuno, sempre con lei, e quindi, lei essere in un momento così di confusione. Non mi sembra estremamente determinata a farsi avanti, tutt'altro. Quindi attenzione anche perché nel prossimo periodo gireranno delle voci, delle informazioni, delle cose e sicuramente per lei non saranno positive. Vediamo che stanno già agendo adesso, ma poi ci sono proprio anche delle vere e proprie bugie o delle cose che in qualche modo vengono tenute, usate nel momento meno opportuno. Quindi c'è da fare un po' attenzione perché evidentemente anche se è nato quell'interesse nel passato, oggi e nel prossimo periodo non sembra avere intenzione né di alimentarlo ulteriormente né di fare qualcosa di concreto per farsi avanti. Poi c'è un'altra cosa, quindi sai, si vedono anche altre figure. In che senso? Lì sempre nell'ambiente di lavoro ci saranno sicuramente delle persone che in qualche modo vi daranno una mano, vi aiuteranno un po', ma ce ne sarà una in particolare, che qui potremmo dire che è una donna, ma non necessariamente. La nemica è chiunque in qualche modo ci colpisca alle spalle, chiunque si intrometta troppo, sia troppo invadente, quindi qualcuno che sarebbe bene arginare, allontanare, ma in questo caso non sappiamo se necessariamente uomo o donna, ci sarà comunque una persona che forse col tentativo di aiutare in qualche modo farà un passo troppo lungo, quindi più che aiutare comincerà a diventare scomoda questa presenza. Quindi anche diciamo che noi stiamo guardando lei e quindi sono cose che vivrà lei nei tuoi confronti, ok? E nell'esito, beh, alla fine si farà avanti, alla fine un'intenzione, di approfondire questa conoscenza, di andare oltre anche tutto quello che sembra muoversi in questo periodo, ci sarà, però non è adesso. Quindi le intenzioni di lei magari inizialmente erano, dettate da un'attrazione fisica e quindi anche la volontà di andare più in là, no, nella vostra conoscenza. Però, non la vedo realizzarsi a breve, dovrai aspettare. Va bene Massimiliano? Allora, ho detto a Viola che avrei risposto proprio perché l'ho chiamata in causa. Andiamo a prendere la domanda di Viola. Mi dici che ci sei sempre, vero Viola?
anche se arriverà in ritardo la risposta, perché abbiam capito che questa sarà la connessione debole. Allora, Viola chiede se riuscirà a trovare un lavoro. Sei attualmente disoccupata o sei in cerca di occupazione come alternativa al lavoro che hai già? Cioè stai già lavorando e te ne vuoi scappare, oppure effettivamente non lavori da un po' e quindi aiutami magari dandomi quest'indicazione. Io comincio comunque a guardare, Viola. 24 gennaio 78, vediamo un po'. Per Viola. Ok, Viola ha detto che c'è. Allora, lettera allegria. Allora, qui vedi che si muovono delle cose, quindi la carta della lettera annuncia notizie, ma anche informazioni che puoi trovare online sui giornali specializzati di ricerca, quindi ci sono delle cose che in qualche modo possono, non dico realizzare le tue aspettative, ma avvicinarsi a qualcosa di buono per te. Vediamo però la stesa. Allora Viola, ma, sai, nella linea del passato si vede che sei stata ad alcuni colloqui. Qualcuno forse ti ha fatto anche sperare qualcosa in più, ma alla fine sembra che abbiano optato per qualcun altro, anche se inizialmente sembravano averti dato una qualche aspettativa. Quindi qua si vede che alla fine hanno scelto qualcun altro, c'è proprio un'altra figura. Oggi, al presente, dico sempre oggi, nel momento presente, quindi nel periodo attuale, che può essere già iniziato, non so, 10 giorni, 2 settimane, 1 settimana, fino ai prossimi 10, 15 giorni, quindi questo tempo, sembrano venire fuori ancora delle altre opportunità e sembra che tu non ti stia per niente scoraggiando. C'è comunque, qualche opzione, in corso. Potresti, magari, vagliare fra 2 possibilità. Ovviamente, c'è qualcosa anche simile a cose vecchie che hai già fatto, quindi magari a lavori anche già del passato. Non ritornare, non intendo dire di ritornare in vecchi posti di lavoro, ma forse occuparti di cose di cui già ti sei occupata in passato. Di fatto in questo momento, sembrano aprirsi delle opportunità se saprai coglierle. Qualcosa può iniziare nel prossimo periodo. La carta del bambino annuncia un inizio. Potrebbe però trattarsi di qualcosa, di un lavoro a termine, quindi qualcosa non a tempo indeterminato o, di lungo corso, ma qualcosa magari stagionale o di un periodo. Però attenzione, potrebbe non essere esattamente pagato benissimo o ci saranno comunque delle situazioni un po', da chiarire bene. Quindi, siccome la carta della gelosia può anche riguardare magari delle difficoltà che possono subentrare con anche altre persone, non voglio escludere la possibilità che questo lavoro, quest'inizio, seppur a termine, porti già, fin dagli albori, quindi dall'inizio, ai primi giorni, qualche dissapore, qualche difficoltà con una donna un po' più giovane di te, quindi dovrai a fare attenzione. Di fatto, anche situazioni, la carta della conversazione, riguarda l'entourage, no, quindi le persone che potrai frequentare, come la tua cerchia di amicizie, oppure i colleghi di quel lavoro che andrai a fare, sembrano magari isolarti un po', quindi c'è anche un problema di integrazione che verrà fuori nel posto di lavoro.
Ma, diciamo che forse la cosa, che più, potrebbe essere, indicativa del prossimo periodo, è che magari, non anche a termine eventualmente di quel rapporto lavorativo, quindi dopo quel tot di periodo, insomma, di lavoro, prospettato all'inizio appunto del lavoro, non vengano fuori molte opportunità anche tramite le conoscenze a cui potrai attingere. In entrambi i casi, quindi o che ci sia un isolamento da parte dei colleghi o che non arrivino grandi notizie da parte delle cerchie di persone che ti stanno intorno, ci sarà però una figura, quindi una donna, che, si prenderà un po' cura di te, quindi si avvicinerà un po' di più a te e potrebbe comunque trattarsi di quel lavoro che abbiamo visto. Allora, cosa viene fuori qua? Secondo me, questo lavoro destinato inizialmente ad essere a tempo e quindi eventualmente rinnovato, verrà rinnovato. Quindi quello che riesco a vedere da questa stesa è questo, che avrai questo contratto, o comunque questo, incarico di qualche mese e poi ti verrà rinnovato e ti verrà rinnovato grazie anche a, forse l'intercessione di questa persona, ma quasi sicuramente grazie proprio a persona lì responsabile sul lavoro. Quindi, c'è sicuramente qualche altra cosa. Diciamo anche che, eventualmente può trattarsi di un lavoro per cui dovrai muoverti o viaggiare o spostarti in un secondo tempo, quindi c'è anche questa possibilità, Viola. Bene, allora cari amici, intanto ringrazio tutti i presenti e tutte le persone che hanno partecipato fino a questo momento. Vi ricordo che se non sono riuscita a rispondervi in questa serata, abbiamo sempre altri appuntamenti. Giovedì alle 19 sarò nella diretta insieme col Marietto Veneziano, quindi potremo sicuramente rispondere ad altre persone. Spero che sia un orario confacente quanti più di voi, al maggior numero possibile di persone, ma se invece l'orario che vi riesce meglio è questo serale, allora quindi del post cena vi aspetto martedì alle 21:15. Quindi ricapitolando, giovedì alle 19, quindi dopodomani, e martedì alle 21:15. Questi sono gli appuntamenti fissi. Grazie a tutti e se volete contattarmi in privato vi aspetto su WhatsApp o Telegram. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata. A giovedì. Ciao.